Mi avete detto che ho 20 minuti? Sì, sarò inflessibile. Allora sarò velocissima, mi chiamo Lucia De Giorgio, sono direttrice della scuola di danza Studio Danza di Palmanova, Palmanova la famosa città stellata che non ha bisogno di presentazioni. Qualche anno fa abbiamo realizzato una mostra fotografica con il linguaggio della danza per valorizzare i luoghi più significativi della città fortezza, che insomma non ha proprio bisogno di essere valorizzata, ha già un grande valore in sé. Aurelio è venuto a vedere questa mostra e gli si è accesa una lampadina, io questa luce l'ho colta subito, ho detto va bene, faremo una cosa simile anche ad Aiello, in cui ci sono delle meravigliose meridiane che allietano, abbelliscono il paese, non solo il paese ma anche i luoghi limitrofi, le varie frazioni. Quindi nel giro di qualche mese ci siamo incontrati con ovviamente il fotografo e un gruppo di allieve dei corsi superiori e abbiamo realizzato questi quadri teatrali, diciamo così, per valorizzare le meridiane di Aiello. Naturalmente ad Aiello ci sono tantissime meridiane, ne abbiamo contate 150, vero? Ecco, tra queste noi abbiamo dovuto fare una selezione, ovviamente le meridiane, per quanto belle ma poste troppo in alto, non rispondevano alle nostre esigenze. E quindi di queste 120 ne abbiamo scelte 27. 3 sono esposte, diciamo le foto, i quadri fotografici sono esposti in atrio, forse qualcuno li avrà già visti. Bene, quindi sono 27. Ve le faremo vedere e vi faremo apprezzare così il lavoro che abbiamo cercato di fare, anche realizzando un progetto che io direi è piuttosto inedito, no? Per quanto riguarda le meridiane, un progetto legato molto all'aspetto artistico in cui abbiamo voluto collegare l'arte antica della misurazione del tempo e l'arte fotografica e l'arte coreutica, cioè l'arte della danza classica. Io vengo dall'Accademia Nazionale di Danza di Roma, quindi diciamo una formazione accademica. E la scuola quest'anno festeggerà, diciamo abbiamo iniziato nel 1984, quindi fate voi i conti. Bene, adesso partiamo, perché mi hai detto che sei inflessibile. Qui vediamo in centro la piazza di Aiello con la chiesa di Sant'Ulderico e già due edifici che sono laterali rispetto alla chiesa, uno sullo sfondo e uno in primo piano, hanno delle bellissime meridiane che però noi non abbiamo potuto diciamo così utilizzare, tra virgolette, proprio perché poste troppo in alto. Mi trovo un attimo, eccoci qua. Qua abbiamo il titolo anche del progetto che abbiamo presentato, che è Nel paese delle meridiane il tempo ballando corre, riprendendo con queste parole un verso di una poesia di una poetessa friulana che ha dedicato appunto una piccola ode al paese di Aiello. Questa meridiana, che è sul pilastro di una bella casa privata, porta il motto un fiore per ogni tempo, è la meridiana con la lemniscata, che è caratterizzata per aver disegnato un fiore locale per ogni mese dell'anno. Anche le ragazze hanno questi abiti colorati, portano anch'esse in mano un fiore. Come vedete il titolo che noi abbiamo dato è Nei fiori si riflette la bellezza. La seconda il secondo di questi quadri fotografici è relativo a questa meridiana d'altezza che è dedicata ai donatori di sangue. La meridiana riproduce una meridiana del secondo secolo d.C. ed è una meridiana da viaggio che è come un medaglione e ad Aiello, nella piazza dei donatori di sangue, ha delle dimensioni 20 volte più grandi ed è realizzata in acciaio e vetro. Corre nel cuore il flusso del tempo. Come vedete qui insomma abbiamo i colori rosso e bianco, il rosso ovviamente rappresenta il sangue, bianco la cura. Questa è molto divertente, noi l'abbiamo intitolata Strette sulla vetta del tempo. La meridiana con l'alpino e il mulo, il motto è in montagna si impara la solidarietà, una meridiana riflessione perché ha un'esposizione verso nord.
immancabile il cappello degli alpini che è indossato dalle ragazze. Come vedete avevamo, diciamo, si può intuire che è stato molto piacevole cercare i costumi, i vari tessuti, i vari accessori che avessero attinenza con i cromatismi, con gli aspetti formali anche delle meridiane, oltre che naturalmente uno studio anche sull'aspetto spaziale. Questa è riferita alla meridiana del dio Eolo e il motto è scritto in greco, è tradotto come soffio di vita. Il proprietario ha voluto riprodurre l'immagine di Eolo da un medaglione che possiede un medaglione a lui caro. Qui abbiamo ovviamente l'idea appunto del vento, come vedete diciamo che il vento l'abbiamo creato, è riuscita, insomma, diciamo il dinamismo, no, del tessuto è molto leggibile. La ragazza col capello riccio e con questa veste anche nera rappresenta la potenza del vento. Qui abbiamo una meridiana analematica che si trova nel cortile delle meridiane di Aiello. Penso che tutti voi comunque conosciate, no? Il cortile delle meridiane, che raccoglie tantissime meridiane di vario tipo. Il motto è sine sole sileo, senza sole taccio, quindi qui abbiamo il sole ricurvo su se stesso e la notte che insomma diciamo abbastanza didascalica questa. L'ombra di una persona opportunamente collocata sul calendario zodiacale della meridiana dà appunto la possibilità di leggere l'ora. Questa era una giornata un po' coperta, quindi l'ombra non la vediamo, però qui vediamo questo cielo fantastico che è sempre, le ragazze sono sempre nel cortile delle meridiane, qui abbiamo una vista un po' più ampia e nel cortile ci sono oltre 20 orologi solari che segnano i vari metodi di conta delle ore dall'antichità ai giorni nostri. Questo cortile è il cortile del Museo della Civiltà Contadina del Friuli Orientale. Le ragazze portano i colori ovviamente del sole e del cielo. Questa prossima, sì, avevamo dato naturalmente, qua avete letto, quando il cielo tutto il tempo si ferma. Dinamica, gioia, essenza dello sport è il titolo che abbiamo dato a questo quadro fotografico. La meridiana, una doppia meridiana che è posta sulle due facciate di questo negozio, che è un negozio molto famoso, un negozio di sport famoso che fornisce tutta la regione praticamente. Il motto è c'è un tempo per ogni sport, qui insegnava le ore 14. Essendo lo spigolo dell'edificio rivolto a sud, sono stati costruiti due quadranti, uno segna le ore solari del mattino, l'altro quelle del pomeriggio. Nelle ore centrali della giornata tutte e due le meridiane segnano l'ora. Meridiana fatta da Miriam. Ecco, bene, noi siamo con l'orario. Bene. Siamo bene, abbiamo 6 minuti. Non so se ce la facciamo. Allora, valsa la danza del tempo. Aurelio aveva anche organizzato questa bella mostra ovviamente ad Aiello, poi l'abbiamo portata anche a Grado, ma quando è stata organizzata ad Aiello è stata fatta anche diciamo un concorso così, no? In modo che potesse essere votata la meridiana più bella, e questa mi pare abbia ottenuto il secondo posto. Molto bella questa, la meridiana che vedete sulla torretta del castello è Lux Umbram Vincit, e qua ovviamente si vede bene anche il dinamismo di questa luce che sopraffa il buio. Valsa la danza del tempo. Un'altra bella meridiana è questa, che è sul portone d'ingresso di una casa privata di Aiello. Il motto è in friulano: non sta fatti cambiare dagli stagioni, ma cambia con gli stagioni. Non fatti cambiare dalle stagioni, ma cambia con le stagioni, cioè cambia con il passare del tempo, con la maturità. E qui abbiamo insomma immaginato la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno, sono i colori che abbiamo utilizzato, quindi rosa, il giallo, questo fucsia e il blu. Scorre lieve il tempo in ogni stagione. Un'altra meridiana nel giardino di una casa privata, il proprietario è un vetraio artigiano, artista, e quindi ha voluto che fosse realizzata questa meridiana con
questi fiorellini policromi realizzati proprio in vetro, e l'ognomone è a forma di girasole. Fanciulla in fiore rivolta al sole, ovviamente sono i colori opposti, no, rispetto al vestito, e fiore che le ragazze portano in mano che richiama i fiori della meridiana. Un'altra meridiana molto dinamica è questa. Le ragazze rappresentano ovviamente i raggi del sole danzando come raggi di luce. Il motto di questa meridiana è lucente immensità. È una meridiana a LED e pannellini fotovoltaici. 8 piccoli pannellini fotovoltaici sono stati collocati in una scatola, poi messo tra virgolette, voi sapete che è il termine tecnico, di metallo, e suddivisi ad 8 comparti per ogni 15 gradi. La luce del sole entra ogni ora da una stretta fessura illuminando il pannellino fotovoltaico che trasmette l'energia accumulata alla lucetta LED dell'orologio numerico costruito sulla parete ovest, dove è stata anche realizzata una meridiana classica. Abbiamo poi, ecco, questa Serena la vita nel tempo antico. Questa è proprio la meridiana che all'epoca vinse quel concorso, perché è piuttosto statica, però è molto bella nei colori, molto pastosa, si vede insomma che anche le ragazze sono calate nella parte delle fanciulle bucoliche. E questa è la meridiana del mugnaio. Il motto è Bon Mulinar, buona farina, buon mugnaio, buona farina. Si trova a Novacco, che è una frazione di Aiello. È una giornata splendida, tra l'altro. Anche questa è molto bella, queste pose plastiche a creare una sorta di statua, e la bellezza appartiene alla luce. Il motto è Ciala sempre la luz, guarda sempre la luce. È questa la prima meridiana riflessione fatta in Friuli Venezia Giulia. Le ragazze guardano tutte la luce, anche la fanciulla che è affacciata alla finestra. Possiamo dire che questa è proprio la meridiana di Aurelio, molti lo sanno. Ecco. Abbiamo qui adesso la meridiana che si trova sulla parete principale della canonica di Aiello. Il motto dal greco è: in principio era il verbo si è fatto carne, io sono la luce del mondo, e quindi io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, che viene riprodotto dalla posa plastica delle ragazze. Alfa e omega eterno è il ciclo della vita. Molto bella anche questa meridiana con la lemniscata. Questa è una meridiana che proprio non si vede dalla strada, è proprio nascosta all'interno di una corte, di una casa privata, e il motto è: il sole al germoglio come il fiore all'amore. E quindi ovviamente le ragazze che stanno balzando rappresentano l'amore vestite di rosso, il sole le ragazze al centro. La lemniscata figura a forma di otosi, è avvolta dentro un rampicante in fiore, per questo anche le ragazze portano in mano un fiore. Un'altra meridiana, anzi doppia meridiana, che si trova sul lato di una casa privata, però questa è visibile attraverso il cancello. Ove felice eterna promessa. Il motto è omni tempore, per sempre. La famiglia ha 4 figli, e questo insomma è di buon auspicio, un per sempre, è un'eterna promessa che si mantiene. Sì, sulle meridiane c'è la data di nascita dei figli dei proprietari. Abbiamo qui la meridiana con i toni di Kandinsky, quella diciamo più che prende proprio temi della storia dell'arte, universi intrecciati, anche qua si vede il dinamismo delle ragazze che riprendono con gli abiti i colori della meridiana. Quella successiva è anche della locandina che abbiamo visto, quando il tempo porta frutto e allegria. Questa è molto bella anche perché la lemniscata riprende la corona del rosario e collega diciamo, i tempi dell'anno agrario con i tempi della preghiera. Infatti il motto dice C'ha sempre il tempo per giulià, lavorare, cantare e pregare. Trova sempre il tempo per giocare, lavorare, cantare e pregare.
Questa è la meridiana che si trova nella corte dell'ex convento domenicano, il convento dei frati. Il titolo è Lux me regit, ed ecco qui che la luce regge. E le ragazze sono messe in questa posizione appunto a indicare il sostegno reciproco, fanciulle di luce. Mandi Ninire, all'interno sempre della corte di una casa privata, riprende i versetti di questa nota canzone friulana: al chantel gial, al crichetti, mandi Ninine, mi toce partì. Quindi qui abbiamo fatto una scenetta teatrale così del momento del saluto prima della partenza. Molto bella anche questa meridiana, le posizioni delle ragazze rappresentano, cioè, vanno in continuità con le linee. La meridiana è una meridiana fatta in ferro e il motto è ex ferro factum, e noi abbiamo interpretato come nella luce il ferro si fa oro, quasi una formula alchemica, le ragazze appunto vestite d'oro. Il tempo è quasi finito. Grazie Marine. La bella meridiana che si trova sulla facciata laterale di questo bed and breakfast, proprio molto poco prima di entrare nel cortile delle meridiane, e c'è un motto che riprende i versi di Biagio Marin, famoso autore, poeta gradese. Corre il tempo in dolce attesa, ecco qua, questa è una delle meridiane che si trova nel cortile delle meridiane, poi sarebbe nata Lidia. Bella anche questa che è molto dinamica. Questa meridiana è stata anche premiata un anno, no? Mi pare. Ed è la meridiana con gli uccellini del territorio. Anche l'ognomone ha la forma di un uccellino, vola la vita nel tempo, e noi l'abbiamo intitolata Sospeso il tempo di chi danza. Ancora questa è ovviamente una casetta, come chiamiamo, dell'Enel, la colonna dell'Enel, che di solito sono bruttissime, sono proprio tristi anche da vedere. È stata rinnovata, ristrutturata, addirittura ci sono state appunto poste queste due belle meridiane. C'è la ragazza proprio in tutù che sta saltando. Vola nel tempo la grazia. 3 dimensioni del tempo, questa è è la meridiana digitale che è di fronte al comune di Aiello. Le 3 dimensioni, passato è la meridiana che sta appunto sullo sfondo, presente la ragazza, futuro è la clessidra. Concludiamo con quest'ultima che è la meridiana, diciamo, le ragazze in basso rappresentano l'acqua che salva dal fuoco, onda che salva, le fiamme domina. Il proprietario è ovviamente un pompiere. Bene, grazie per l'attenzione, ho cercato di stringere il più possibile. Grazie.